Bene, allora rieccoci. A chi è rimasto qui in presenza e collegato, si sono conclusi i lavori dei gruppi, dei gruppi, e quindi io darei direttamente la parola a voi per raccontarci un po' come sono andati i lavori, quali sono le riflessioni e anche se è emersa qualche idea nuova o comunque qualche anche idea di integrazione, di prospettive future. Sì, grazie. Allora io vi presento il gruppo primo, ci siamo occupati della questione della governance. Partendo dall'esperienza di Veneto Adapt abbiamo sostanzialmente approfondito quanto aveva raccontato Daniela stamattina nella presentazione del progetto in maniera un po' più, entrando un po' più nel dettaglio, cercando di capire perché avevamo utilizzato quel processo, da dove veniva fuori e come avevamo provato ad applicarlo e come utilizzare anche il deliverable delle linee guida in questo senso. Dopodiché abbiamo toccato tre grandi questioni di governance. La prima, il rapporto con gli enti di ordine nazionale e regionale e quindi quale può essere il ruolo degli enti di ordine nazionale e regionale nella gestione dei processi di sviluppo dei PAESC. E il secondo, poi entro nel dettaglio, il secondo, abbiamo affrontato i problemi di governance interni, per cui di rapporto tra i settori comunali, e in terzo luogo la questione dell'opportunità e dei limiti della partecipazione, l'attivazione o non attivazione della partecipazione nei processi di progettazione delle opere di adattamento. Sul primo, grazie anche al confronto con Enea, ci siamo chiesti in che modo un soggetto, dei soggetti di ordine superiore potessero supportare lo sviluppo di pianificazione dell'adattamento e della mitigazione, soprattutto l'adattamento, perché la mitigazione un po' di esperienza c'è, a livello locale. Abbiamo individuato alcuni passi che possono essere svolti, come l'individuazione di classi di rischio, classi di pericolosità, come viene fatto per il rischio sismico, anche per i principali pericoli e i principali impatti da cambiamento climatico. Abbiamo individuato un ruolo nella comunicazione alle ARPA regionali di quali indicatori, con che cadenza fornire a tutti i comuni e come fornire una formazione standardizzata per chi deve utilizzare gli indicatori a livello locale, in modo da costruire una catena a discesa che automaticamente arrivi ai comuni a livello locale e come supportare poi la formazione nell'uso di quelle parti attraverso form, attraverso videoformazione, attraverso processi di formazione a distanza e di semplificazione della decisione per guidare processi locali di adattamento. Quindi in sostanza abbiamo cercato di costruire un ragionamento sulle scale superiori che non sono state interessate del progetto per favorire la replicazione del progetto in aree in cui non c'è una competenza o una sensibilità già presente. Rispetto al secondo aspetto abbiamo ragionato sul valore dell'azione specifica di ufficio di resilienza e sul valore che può avere questo in relazione al problema grosso del conflitto tra i settori, tra le culture di pianificazione dei diversi settori. Non c'è la stessa cultura di pianificazione al verde, all'ambiente, ai lavori pubblici, al sociale, e quindi come tentare di risolvere questo problema di conflitto tra i settori attraverso questa funzione che come nel deliverable e nel progetto abbiamo provato a proporre come necessaria e non negoziabile. Il terzo aspetto, ci siamo raccontati una questione aperta, non siamo arrivati a delle ipotesi di soluzione, sostanzialmente ci siamo posti il problema di come mettersi in relazione ai conflitti territoriali nelle aree ad alto rischio o nelle aree dove possono ricadere delle azioni di adattamento che risolvono rischi a valle dal punto di vista processuale, non necessariamente dal punto di vista fisico,
e ci siamo detti che uno dei temi importanti su cui bisogna vegliare e ragionare da adesso, approfittando del fatto che siamo 3 passi avanti, tentando di aprire la strada con altri progetti, con altre esperienze ad altri che verranno dopo, per confrontarci con queste grandi questioni del conflitto territoriale. Abbiamo nominato un caso che è in questo momento in corso nell'Alto Vicentino, in cui c'è un conflitto tra la popolazione e l'autorità di bacino sulla creazione di una grande vasca di laminazione, per questioni in cui non entro adesso, ma in cui sostanzialmente ci siamo detti quello è un caso, ce ne saranno tanti altri, più andiamo avanti, più queste necessità di opere anche impattanti nelle fasi di realizzazione entrano nel territorio, più ci saranno situazioni di questo tipo. Bisogna trovare delle modalità di gestione a monte di queste situazioni di conflitto. Questo è quanto è emerso su quanto abbiamo lavorato nel nostro tavolo. Grazie. Allora, invece noi eravamo qui in questa sala, parlavamo di azioni di adattamento, quindi di fatto si continua un pochettino questo percorso, quindi dalla governance alle azioni al monitoraggio, c'era questo filo rosso che ci collegava tutti. E devo dire che ho fatto lavorare molto i presenti in sala, ma anche chi era collegato da remoto. Abbiamo usato dei post-it per provare a ragionare su quali fossero le azioni di adattamento che le città possono implementare, no? Di fatto ci siamo accorti che non c'è nulla di nuovo da inventare su questo fronte. Le azioni ci sono tutte a disposizione dei comuni, tutte possono implementarle abbastanza facilmente. Quello che manca è di fatto una corretta consapevolezza di queste tematiche e anche delle stesse azioni da parte di chi veramente prende le decisioni, no? Dei decisori politici. Molto spesso la conoscenza del tema è molto focalizzata, è molto concentrata in alcuni tecnici che lavorano all'interno delle amministrazioni, che non necessariamente sono in grado poi di raggiungere il decisore politico. E l'altra faccia della medaglia è che queste azioni possono essere implementate o devono essere implementate anche dal privato, che non è sempre così addentro queste materie. Quindi molto spesso stiamo parlando, siamo sempre in platee molto di fatto di elite culturali, no? Comunque di persone che conoscono bene l'argomento, lo masticano, ci parliamo anche spesso di questi argomenti e li conosciamo, no? Quindi ci arricchiamo vicendevolmente, ma poi spesso non riusciamo ad uscire da queste sale. Quindi far capire effettivamente al cittadino che poi nel quotidiano deve implementare molte di queste misure, far capire la gravità della situazione e l'importanza di implementare misure di adattamento. Noi abbiamo di fatto lavorato su un percorso di questo tipo. In un primo pannello abbiamo ragionato su ondate di calore e rischio idraulico, andando a fare una sorta di classificazione di possibili azioni. La prima è stata quella utilizzata in Veneto Adapt di azioni fisiche di tipo grey, fisiche di tipo green e blu e soft di tipo economico organizzativo. La seconda chiave di lettura, sempre da Veneto Adapt, forse un po' più innovativa, è quella di azioni di tipo reattivo, di tipo incrementale e di tipo trasformativo, no? Una chiave di lettura forse un po' più evoluta della prima, che però fa capire bene che esistono delle azioni che danno una risposta quando l'evento è già accaduto e non devono essere ignorate, azioni che consentono di trasformare il territorio in forma incrementale, quindi piccole trasformazioni che nel tempo portano la città ad essere resiliente, ma probabilmente necessitano di tempi lunghi e forse non li abbiamo. E dall'altra le azioni trasformative, che sono azioni che hanno magari dei costi molto importanti, ma che effettivamente consentono di dare un drastico cambiamento, no? Una drastica soluzione a un problema che può essere appunto l'ondata di calore o il rischio idraulico. La seconda parte del lavoro invece era lavorare sulla prioritizzazione di queste misure, che è forse l'altro grande elemento mancante, no? Noi abbiamo questa grande carrellata di misure, molto spesso le mettiamo anche in condivisione attraverso una lista di azioni tipo, anche il patto di sindaci lo fa, ma poi quello che ogni amministrazione deve fare è individuare le prioritarie per sé, quindi quelle da cui bisogna partire effettivamente, che sono quelle, abbiamo definito 3 possibili chiavi di lettura anche in questo caso. La classica chiave di lettura costi e benefici, quelle che hanno dei costi diciamo relativamente bassi ma con benefici alti, da cui bisogna partire. Quelle che hanno un vantaggio sia lato mitigazione sia adattamento, quindi che si chiamano win-win, e anche le famose azioni no regret o low regret, cioè quelle che comunque vale la pena fare perché hanno delle ricadute su sfere tematiche molto diverse tra loro e comunque danno un beneficio, anche se poi l'evento climatico estremo magari non si realizza, perché ovviamente stiamo parlando di modelli probabilistici. In base a queste 3 chiavi di lettura abbiamo poi individuato appunto le azioni prioritarie secondo noi. Di interessante è questo, provo a fare una sintesi delle azioni più interessanti. Allora, innanzitutto cambiare la chiave di lettura quindi dal no consumo di suolo, che ovviamente deve essere perseguito, in parte lo stiamo facendo anche insomma con una serie di inciampi,
al cambiare completamente la traiettoria, quindi togliere impermeabilizzato, quindi iniziare a fare quel famoso opera di depaving attraverso una pianificazione del depaving, quindi andare ad asciugarci, fare una sorta di dieta, quindi elicità a dieta. E quindi vuol dire invertire la rotta, quindi non più andare verso il no consumo di suolo, ma meno cioè ridurre il consumo di suolo esistente. Cosa molto difficile da fare e probabilmente la nuova frontiera, no, che le nostre città in cui sono impegnate. Un'altra cosa ovviamente che è parallela, l'incremento della, diciamo, la messa a dimora di alberi, che è un'azione abbastanza classica, di cui ovviamente tutti parlano, molti stanno facendo, anche noi a Padova adesso abbiamo la campagna 10.000 alberi, probabilmente saranno anche molti di più nei prossimi anni, che va accompagnata, allora abbiamo avuto anche qui degli spunti interessanti, quindi è vero, nuovi alberi, ma i nuovi alberi vanno messi a dimora nelle aree giuste, quindi non va bene metterli dove c'è lo spazio libero, bisogna dare una risposta a un problema che è l'isola di calore, quindi localizzare il problema, mettere lì gli alberi, individuare le essenze che siano anche adatte al clima che cambia, e questa è anche una cosa che deve essere probabilmente cambiata rispetto alla prassi, a come si lavora tradizionalmente. In alcuni casi uno spunto interessante è anche dare spazio alla natura, quindi in un certo modo dare spazio alle specie spontanee che molto spesso vengono ostacolate o limitate, mentre alcuni proponevano appunto di dargli spazio in una forma organizzata. Anche questo secondo me è una chiave di lettura interessante. Il tutto poi arricchito anche per esempio da azioni molto low cost ma molto efficaci come le pergole, per esempio. Pergole che sono un'azione che secondo me e secondo molti deve essere molto diffusa, per esempio in tutte le aree a parcheggio, in vari spazi diciamo che devono essere ombreggiati per avere appunto una migliore, a parte un miglior comfort di quello spazio, no? Fruibilità dello spazio, ma proprio per ridurre la formazione di isole di calore, quindi anche quella cosa lì deve essere inserita nel piano appunto del verde o nei piani di rinverdimento della città. L'altra cosa importante che abbiamo detto tutti è ovviamente avere edifici resilienti. Questo perché? Perché dà una serie di ricadute su tanti temi. Abbiamo parlato della mitigazione, parlato dell'adattamento perché l'edificio ovviamente contribuisce all'isola di calore, ma contribuisce appunto anche a una situazione di comfort appunto dell'abitante, ma anche dello spazio pubblico intorno all'edificio. Consente di ridurre il costo in bolletta dell'abitante, quindi ha un beneficio anche per le famiglie, per esempio il meno ambiente, comunque per una maggiore sostenibilità poi anche della vita delle persone. E poi un'altra chiave di lettura appunto era quella del comfort che ho già citato, che è importante sia negli spazi privati ma anche in particolare negli spazi pubblici. Quindi in generale, per esempio, intervenire nelle residenze degli edifici abbiamo visto che è una classica azione no regret, va fatta comunque. Quindi per esempio il super bonus, con tutti i limiti del caso, è un'iniziativa interessante perché consente effettivamente in qualunque caso di avere dei benefici che superano decisamente i costi nel lungo periodo. Qua mi fermo, ovviamente poi abbiamo toccato altri temi, ma insomma qua mi fermo e lascio spazio invece al monitoraggio perché è interessante poi capire come queste azioni, soprattutto quelle di adattamento che sono difficilmente quantificabili, possono essere poi monitorate nel tempo e anche l'efficacia delle misure. Grazie Giovanni. Io mi sono occupato del tavolo relativo al monitoraggio delle azioni, sono Emanuele Cosenza di Sogesca. Diciamo che abbiamo dato spazio a un approccio al monitoraggio che ha coperto 360 gradi, che poi è un po' l'approccio che abbiamo usato sin dall'inizio dell'attività progettuale. Siamo un po' partiti da lontano con l'aspetto relativo all'attività a cui abbiamo dato spazio per la rivalutazione degli inventari di emissione dei comuni partecipanti e la redazione degli inventari di monitoraggio, che rappresenta sempre, a mio avviso, un momento importante per quanto riguarda la parte mitigazione, per riassestare i bilanci energetici degli enti che fanno questo tipo di attività e ridisegnare poi il pacchetto misure sulla parte mitigazione. Abbiamo parlato per esempio non solo di azioni di mitigazione in questo senso, ma anche di azioni bivalenti e trivalenti, no? Che sono diciamo poi quelle che hanno una efficacia su più fronti, che sono il fronte del pilastro mitigazione, quello dell'adattamento e quello della povertà energetica, di cui peraltro stamattina si è fatta menzione con Claudia Guerrini. Abbiamo approcciato quindi, dicevo, il discorso del monitoraggio un po' da distante, facendo alcune specifiche sulle attività che abbiamo condotto sulla redazione degli inventari di monitoraggio e su quelle che sono le attività che abbiamo condotto nell'analisi comparativa fra gli IBE esistenti e gli IME costituiti nel corso di attività di progetto. Questo è stato importante per definire sostanzialmente il primo dei quadranti che abbiamo analizzato, cioè quello appunto di tipo monitoraggio inventariale. Il secondo quadrante di cui ci siamo occupati è stato quello del monitoraggio delle azioni di mitigazione all'interno dei piani. L'abbiamo affrontato per fissare alcuni punti di indirizzo
importantissimi per quanto riguarda la tipologia delle cose che si devono monitorare, dei dati che si devono monitorare e soprattutto la modalità all'interno della quale i comuni agiscono per arrivare poi ai grandi numeri, no? Che sono quelli che abbiamo visto stamattina anche nelle diapositive presentate da Daniela Luise che riguardavano i risultati di progetto, e abbiamo cercato di spiegare, di individuare ai partecipanti, anche col contributo dei partecipanti, quanto sia però fondamentale poi andare dentro le azioni di mitigazione a cercarci determinati indicatori che a volte sono anche micro, ma che tutti insieme poi producono i grandi risultati di abbattimenti delle emissioni, di efficienza energetica e di aumento della produzione di energie rinnovabili che abbiamo avuto modo di pianificare con i comuni di Veneto Adapt. Il terzo quadrante, quello su cui ci siamo soffermati un po' di più, che era poi anche un po' il più difficile, no, da gestire, visto che il tema adattamento è entrato all'interno dei nostri strumenti di pianificazione in maniera preponderante e rappresenta la grande novità poi degli strumenti di pianificazione che vanno sotto il cappello dell'iniziativa Patto dei Sindaci, è stato appunto quello del monitoraggio delle misure di adattamento. Abbiamo parlato, così come si è fatta menzione stamattina, ci siamo rifatti un po' a quello che è stata l'impostazione del discorso che è stata effettuata da ISPRA sul tema del monitoraggio, all'interno della cui presentazione è stata evidenziata la grande difficoltà che c'è nell'approcciare questo tipo di pilastro sotto il punto di vista della tenuta sotto controllo di determinati parametri evolutivi di quelle che sono le misure di adattamento stesso. Abbiamo discusso degli aspetti relativi al monitoraggio di tipo processuale, quindi del processo che le azioni devono avere, di quelle che sono le possibilità, i compiti e i limiti delle amministrazioni nell'ambito di questi aspetti, il tema della regolazione, il tema della pianificazione, il tema della progettazione e delle richieste che le amministrazioni avanzano nei confronti anche di quelli che sono poi i soggetti che aiutano i comuni nella progettazione di opere principalmente hard, in questo senso sulla parte adattamento, e poi ci siamo spostati con qualche esempio pratico su che cosa ha significato per i comuni di Veneto Adapt ragionare di un monitoraggio quantitativo nel quadro delle azioni di adattamento. E abbiamo fatto, ho approfittato della presenza anche di Fabio Cestonaro del Comune di Vicenza, che ringrazio, per fare un paio o 2 o 3 esempi di come il Comune ha affrontato il tema della quantificazione possibile dell'efficacia delle misure di adattamento all'interno del suo proprio piano d'azione. Ecco, un elemento secondo me molto molto interessante, molto importante, che è emerso dalla chiacchierata che abbiamo fatto, che poi certe volte le cose le si capisce anche quando le si dice ad alta voce, è che il vero approccio innovativo di Veneto Adapt sul tema del monitoraggio è proprio legato al fatto che i comuni abbiano avuto la possibilità di sperimentare, nei pilota principalmente, oltre che in tutto l'approccio metodologico poi messo in piedi e messo in atto dal progetto stesso, abbiamo avuto la possibilità di sperimentare la progettazione di opere che hanno a che fare con l'adattamento di tipo fisico, quindi di tipo hard, di cercarsi, utilizzando la metodologia di progetto, degli indicatori da poter monitorare nel tempo. Hanno avuto la possibilità di mettere in piedi una discussione seria con gli studi di progettazione che li hanno seguiti poi nelle valutazioni di queste opere, a cui chiedere di strumenti e metodi, oppure imporre strumenti e metodi per il monitoraggio di questo tipo di informazioni di tipo quantitativo, e al contempo attrezzarsi internamente con i sistemi informativi territoriali a che queste misure di adattamento di casi pilota di tipo hard potessero essere monitorate anche in termini quantitativi. Questo tipo di attività è semplice detta così, insomma, no? Dal punto di vista discorsivo, ma è perfettamente aderente poi con quelli che sono gli indicatori di efficacia che andate a scoprire essere indicati all'interno del PNAC, piuttosto che all'interno degli strumenti del Patto dei Sindaci, e si è fatto riferimento al template del SECAP, che è il famoso Excel all'interno del quale poi i comuni vanno a fare la loro reportistica nel caricamento online delle informazioni. Lavorare su interventi di carattere hard in aree puntuali, cercando di stabilire indicatori quantitativi che hanno a che fare con la riduzione dell'impatto che l'opera genera rispetto a quelli che sono gli elementi di trasformazione presenti nell'area e gli elementi esposti nell'area, e parlo di popolazione, parlo di edificato, parlo di infrastrutture di trasporti, parlo di biodiversità vegetale o
animale sono gli elementi cardine poi che ci permettono, nei casi appunto in cui questo è possibile farlo, di misurare quella che è la variazione di una performance di tipo adattativo all'interno di queste aree qua. L'altro parallelo che è emerso, secondo me molto interessante, è quello che sta fra gli inventari di base delle emissioni o gli inventari di monitoraggio delle emissioni in termini di strumenti che ci fanno capire dove devo intervenire per migliorare la mia performance energetico-emissiva, in quali ambiti, in quali settori la curva emissiva sta scendendo o sta salendo, e la comparazione da questo punto di vista con quella che è la mappatura dei rischi sul territorio, che rappresenta un altro grande inventario dell'asse adattamento poi all'interno dei nostri territori, sul quale strutturare il nostro pacchetto di misure da mettere in campo rispetto appunto ai pericoli climatici analizzati, agli impatti che questi hanno sui settori e quindi ai rischi specifici a cui i settori sono esposti, declinati poi nei vari ambiti che abbiamo citato prima, essere ad esempio l'edificato, la popolazione, piuttosto che la biodiversità o le infrastrutture stradali o aspetti relativi all'inquinamento della qualità, dal punto di vista della qualità dell'aria, eccetera. Indicizzando anche lì, ovunque sia possibile, quelli che sono gli aspetti migliorativi di tipo quantitativo che si possono intercettare sia nella fase progettuale sia nella fase poi di informatizzazione e mappatura delle misure che viene fatta. Esempio ultimo che è stato fatto anche stamattina, il quadro di indicizzazione e di geolocalizzazione delle azioni del Comune di Padova, ad esempio, è un grande esempio in cui andare ad indicizzare e a definire quantitativamente quali sono i miglioramenti che si vuole raggiungere in determinate aree con determinate misure, che siano esse di mitigazione o che siano esse di adattamento o che siano, anche perché no, misure trivalenti, visto che prima Giovanni citava Superbonus 110, che secondo me è la misura trivalente per eccellenza in questo senso, no? Ecco, questo è un po' quello di cui abbiamo discusso insieme. Grazie. E direi che i lavori di oggi pomeriggio hanno dimostrato che noi con questo progetto che oggi abbiamo presentato e che diciamo siamo arrivati alla fine, in realtà è solo un inizio del nostro lavoro. Cioè siamo arrivati ad approvare i piani e adesso ci aspettano 10 anni di lavoro, altri 10 anni di sperimentazione, di interazione con tutti i vari soggetti, 9, hai ragione, di interazione con chiunque voglia collaborare, sia a livello nazionale che a livello locale. Padova sta attivando degli accordi, dei patti di collaborazione con alcuni degli stakeholder che hanno partecipato al percorso di approvazione, di redazione e approvazione del piano, quindi anche questo è un aspetto interessante, una ricaduta da tenere presente. Quindi io direi che dopo questa lunga giornata non mi resta altro che salutarvi. Devo ovviamente ringraziare tutti i partner, tutti i consulenti che hanno lavorato in questo progetto, il nostro monitor Ludovico che è qui presente e tutte le persone che abbiamo incontrato lungo questo progetto, con i quali sicuramente resteremo in contatto. Quindi veramente grazie, e ovviamente tutti i miei colleghi che oggi erano tutti qui a supportare la realizzazione di questa giornata. Quindi veramente grazie a tutti e alla prossima. Arrivederci.